Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura il ferimento di 4 poliziotti e un carabiniere intervenuti a seguito di una rissa avvenuta nei pressi di piazza Don Luigi Sturzo a Palermo. Coinvolto un gruppo di giovani passato dalle parole ai fatti. E sempre a Palermo ieri sera un'altra discussione ha coinvolto il dipendente di un fast food e il portinaio di un albergo. La lite finita alle mani sarebbe scoppiata per dei bidoni della spazzatura. Ci spostiamo a Catania, da dove arriva la tragica notizia della morte del cinquantenne Lorenzo Isaia. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente investito dal conducente di un'auto in via Vincenzo Giuffrida lo scorso 31 gennaio. L'aumento da 16 a 23 anni e 6 mesi di reclusione resta definitivo e la condanna decisa per Alberto Pietro Mulè, il giovane accusato dell'omicidio di Paolo La Rosa. Il 21enne è stato ucciso a coltellate la notte del 24 febbraio del 2020 a Terrasini. E in chiusura ancora casi di animali vittime delle mani dell'uomo. 6 cani avvelenati nell'Agrigentino ed esattamente a Zingarello. In corso le indagini degli animalisti per rintracciare gli autori, istituita una taglia di 2.000 euro. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.